Come hai potuto rimanere tutto il pomeriggio senza mandarmi una parola? Questa è la terza lettera che ti scrivo. Avresti dovuto mandarmi quella lettera o almeno una lettera che hai fatto. Io sono rimasta distesa e poi ho suonato un po'. Ho tanto pensato a te. Ho risuonato il brano del San Sebastian, ti ricordi? Ecco, i biscottini che tu prediligi, ma non per farli vedere stasera, come tu dici, ma per mangiarli tutti tu solo. Non sono fritti di grasso. Ti amo, la tua piccola. Cara piccola, ieri sera Renata non mi disse di aver promesso che saremmo venuti, altrimenti non avrei mancato di avvertire. Se le leggi meccaniche e la povertà dei nostri mezzi non si opponessero, rimarrei sempre in aria, sempre nel cielo ostile. Quando la vita comune mi riprende, soffro e m'adiro. Le sirene continuano ad andare dai larghi vani. Forse verso sera il mio corpo galleggerà presso la riva di San Vidale. Ah, forse è arrivata una lettera a Cervignano. Se le leggi meccaniche e la povertà dei nostri mezzi non si opponessero, rimarrei sempre in aria, sempre nel cielo ostile. Quando la vita mi riprende, soffro e m'adiro. Le sirene continuano a dare allarmi vani. Per consolare la dormigliosa mando qualche delicatezza. Forse verso sera il mio corpo galleggerà presso la riva di San Vidale. Carissimo amico, ti ringrazio moltissimo per gli squisiti frutti canditi, per la buona cioccolata e soprattutto per il tuo gentile pensiero. Mi dispiace molto che da tante sere non ti vediamo a San Vidale. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ti saluto con affetto, Ugo. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ti saluto con affetto, Ugo. Dolce piccola e dottissima amica, forse è arrivata una lettera a Cervignano, ma non l'avrò se non domani. Domani manderò anche questa mia alla posta laggiù. Ha ricevuto i telegrammi da Cervignano? Ha ricevuto la mia lettera di commiato? Dopo la prima vostra lettera non è giunta nessun'altra. Il mio soldato ripartirà il 24. Spero che me ne porti una. Grazie.